Okay. Ciao a tutti, siamo qui con Luca Favaro, trevigiano, è un infermiere ma anche uno scrittore e l'anno scorso ha vinto la seconda edizione del premio letterario Prunola nella sezione Editi con Il tempo senza ore, edito da Nulledie. Una storia di un maestro di musica che si ammala improvvisamente di Alzheimer. Da infermiere hai attinto degli spunti per questo libro, probabilmente dalla tua professione? Sì, io ho lavorato per diversi anni in una casa di riposo, in una struttura che accoglieva soprattutto pazienti affetti da Alzheimer, per cui per tutto quel periodo anche proprio perché quel tipo di malati richiede un tipo di assistenza molto specialistico, molto particolare, quindi ho dovuto tenermi sempre aggiornato, per cui frequentare anche diversi corsi di aggiornamento. Ma poi ecco, posso dire che c'è proprio l'esperienza sul campo, perché mio papà è stato malato di Alzheimer, è morto più di 10 anni fa, per cui molto di quello che ho scritto nel libro parte proprio da questa esperienza personale, quindi anche proprio l'esperienza che abbiamo fatto Che come è un tema famiglia. diffuso, c'è un Sì. problema diffuso tra le Purtroppo- famiglie. Purtroppo molto sì. sentito. Sì, sì. Quindi ecco, l'idea iniziale del libro era, per me scrivere quel libro è stato un po' un buttare fuori quello che portavo dentro, insomma, quindi anche proprio un bisogno anche per prendere un po' le distanze da quel periodo, che è stato un periodo molto difficile, insomma. Però anche poi dare un po' l'idea di cosa si trova a vivere una famiglia quando si trova proprio di fronte a una situazione di quel tipo, insomma, che è una situazione di sofferenza per tutti. E chi ha letto il tuo libro sicuramente ha percepito quanto tu sia stato già coinvolto da questo tema, tant'è che Sì. il libro è stato premiato. Ma non è stata la tua prima partecipazione ad un concorso letterario. Cosa distingue o cosa hai visto di diverso nel premio letterario Prunola rispetto agli altri concorsi a cui hai partecipato? C'è un punto di distinzione? Devo dire che sì, ho partecipato ad altri concorsi, magari anche con altri miei libri. Allora, Il tempo senza ore, devo dire che ha vinto anche, oltre al premio Prunola, ha vinto anche altri 2 premi letterari, a cui però non ho potuto presenziare per motivi di salute, insomma ho avuto dei problemi. E quindi ecco, forse non posso fare un confronto in questo senso, perché è stata l'unica serata in cui sono riuscito a partecipare. Però ecco, devo dire che rispetto agli altri premi ho avuto un po' la sensazione, innanzitutto anche di accoglienza, nel senso che mi sono sentito accolto quando sono giunto proprio alla serata di premiazione. E poi ho avuto anche ho avuto la sensazione proprio di imparzialità, nel senso mi è capitato ad esempio di vedere in alcuni premi che magari venivano premiate persone che comunque in un modo o nell'altro erano legati anche proprio all'organizzazione, oppure persone già note che avevano magari già vinto edizioni precedenti, e quello mi dava la sensazione che magari gli altri autori venissero un po' scartati, esclusi già a priori. Invece il premio Prunola mi ha proprio stupito per questo, insomma, nel senso che ha dato voce a un autore sconosciuto ai più o comunque emergente, insomma, e questa è una cosa secondo me molto molto importante, per cui mi sento anche proprio di ringraziare per questo. Però adesso, dall'essere stato valutato, quest'anno Luca Favaro nella giuria, è già entrato nella giuria e quindi valuterà le 20 opere finaliste. È la prima volta che entri a far parte di una giuria e cosa ti aspetti? Sì, per me è proprio la primissima volta, nel senso che già è stato tanto per me aver vinto il premio e non avrei mai pensato di entrare a far parte proprio di una giuria come valutatore, anche perché a volte faccio un po' fatica anche a percepirmi come scrittore, per cui ancora di più come valutatore è come un passo ulteriore, oppure è uno spostarsi da un'altra prospettiva, diciamo.
Sono molto contento innanzitutto di questa proposta che mi è stata proprio fatta, di questa opportunità che mi è stata fatta. Cosa mi aspetto da questo? Mi aspetto da un punto di vista personale che sia un'esperienza arricchente, perché ad esempio mi rendo conto molte volte che noi autori abbiamo una visione diversa rispetto a chi si trova a valutare. Questo magari anche da un punto di vista proprio al di fuori ad esempio dei premi, ma anche con gli editori, cioè nel senso che molte volte noi proponiamo le nostre opere agli editori, magari abbiamo anche la fretta di avere il responso al più presto, oppure magari ce la prendiamo di fronte a un rifiuto, però effettivamente mi rendo conto che molte volte noi non capiamo cosa si nasconde dietro proprio a un lavoro di valutazione, che tipo di attenzione. Per cui ecco, magari fare questa esperienza così, se si può dire, dall'altra parte trovo possa essere molto arricchente anche da questo punto di vista, insomma. Quindi, e poi anche il bello anche di leggere autori che per lo più sono autori sì, sconosciuti, magari non proprio sconosciuti, però autori che non hanno... Emergenti, sì, esatto, emergenti. O che vogliono sì, per la prima volta emergere. Sì. E progetti in corso nella tua... stai già pensando a un prossimo libro? Sì, io penso sempre ad un prossimo libro. Allora, in questo periodo sono molto preso ancora dalla promozione del Tempo senza ore, da cui abbiamo ricavato anche proprio una rappresentazione teatrale e che stiamo proprio anche presentando un po' in giro, insomma, per la provincia di Treviso, poi siamo stati anche a Belluno e adesso avremo altre date, una delle quali anche proprio qua in queste zone, qui a metà febbraio, insomma, per cui questa cosa mi sta assorbendo molto. Ho idee anche per un prossimo libro, però ancora non ho concretizzato niente, nel senso ma che... adesso avrai già molti, sicuramente questo sarà un periodo molto impegnativo, dedicato soprattutto alla valutazione di queste opere. Esatto, sì. Quindi assorbirà giorno e notte probabilmente questo impegno che sicuramente il nostro Luca Favaro svolgerà con un'attenzione particolare, essendo lui stesso uno scrittore che è già stato valutato, che quindi saprà cosa vuol dire insomma questo lavoro così impegnativo di giurato. E allora con Luca Favaro ci ritroveremo alla serata di premiazione, che ricordiamo è il 7 aprile al Teatro Accademico. Grazie.